Punto di partenza non lo vedrei proprio dalla giornata odierna, ma parte con la redazione del progetto del Master Plan del vino, quindi all'interno dei 22 comuni della conferenza dei sindaci, e che vede sempre il comune di Pramaggiore quale capofila, nel quale tra tutte le varie dinamiche del nostro territorio è stato inserito anche appositamente un progetto di riqualificazione della nostra DOCG, l'unica DOCG del nostro territorio, che è appunto il Lison. E a farne diciamo così, da ampia cassa di risonanza è stata l'opportunità di poter creare questa comunità del cibo del Lison come identitaria, come appartenenza identitaria ad un territorio, che con oggi vede l'apertura a partner, associazioni, enti, istituti scolastici, l'Istituto Crea per la ricerca e 9 aziende produttrici del Veneto orientale. Dal nostro punto di vista, dal punto di vista della ricerca, noi stiamo cercando di valorizzare quella che è la biodiversità locale e quindi la biodiversità associata sia alle piante sia ai microrganismi associati alle piante, e lo stiamo facendo andando a scegliere e ad analizzare alcuni biotipi di Tokai, che sono quelli che vengono utilizzati per la produzione del Lison. Vogliamo capire i biotipi che sono coltivati qua, come caratterizzano questo vitigno e soprattutto il vino che poi si produce in questo territorio, ma non solo, cercheremo anche di capire quali sono i microrganismi associati a questi biotipi e come questi microrganismi possano aiutare la pianta anche nell'ottica del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Perché l'obiettivo non è quello del vino in sé, ma un bicchiere di vino, un bicchiere di Lison di OCG o Lison classico per entrare nello specifico, racchiude tutta una serie di identità del territorio, quindi cultura, tradizione, il fatto di preservare anche il territorio, il terreno, che è compito anche dei nostri agricoltori. L'obiettivo comune è quello di poter dare forza ancora al nostro prodotto, quindi al nostro vino Lison di OCG, Lison classico, affinché possa essere riconosciuto, ma con lui anche l'intero territorio, quindi creare un brand anche dal punto di vista turistico, quindi ecco che va a intercettare anche tutte le filiere relative all'enoturismo o comunque al turismo esperienziale, affinché insomma questo territorio, sebbene non abbia un grande valore orografico, però insomma possa dare comunque un risalto a quello che è il nostro territorio da tantissimi punti di vista, perché non ci manca nulla: la cultura, le tradizioni, l'archeologia. Siamo veramente un territorio da esplorare e questo sarà un mezzo per conoscerlo ancora di più.